Sempre rimanendo in tema portieri, secondo te perché si va a cercare lo straniero? Lo straniero tira in questo momento, però non sempre si hanno delle risposte. L'Udinese ha scoperto Andanovic e gli va più che bene, perché tecnicamente e qualitativamente è un giocatore che non ha nulla a rubare ai giocatori italiani. Però giocatori come Dida ultimamente, che ne stanno facendo una per colore, abbiamo avuto esempi da tutte le parti, lo stesso che hai nominato tu della Lazio. Perché si punta sullo straniero in un ruolo così delicato? Solo questioni economiche o c'è dell'altro secondo te? Ma no, credo che sia veramente solo una questione di moda, tra virgolette, e lo si vede anche dal fatto che la nazionale, dietro un monumento come Buffon, in questo momento non ha nulla, è costretta comunque a richiamare gente di una certa età, portieri che hanno fatto insomma, carriere lunghe, se vogliamo anche usuranti. Credo che sia una fase, ecco, come c'è stata la fase in cui si andava a cercare i difensori centrali all'estero, dopo che l'Italia insomma, è stata per 50 anni la patria degli stopper e dei terzini. Ci sono delle fasi così, in questo momento siamo per esempio messi benissimo dal punto di vista degli attaccanti, non c'è una squadra, a parte quella là, insomma, che conosciamo, che non abbia almeno un attaccante italiano in formazione, e quindi sì, poi queste scelte qui, finché sono fatte come questa di Andanovic, con un senso, cioè seguendo il giocatore per anni, prendendolo, mandandolo a farsi, tra virgolette, le ossa in una serie inferiore, possono essere premiate. Quando invece tu vai a prendere dei giocatori solo perché l'osservatore ti ha detto che sono buoni giocatori e poi gli fai fare le figure che abbiamo visto da alcuni di questi numeri uno, beh, un altro paio di maniche. Rimanendo in tema di attaccanti, l'Udinese ne dà parecchi alla nazionale, perché adesso sono stati convocati Quagliarella e Di Natale e Iaquinta, che sta facendo molto bene alla Juve, ma l'ha portato l'Udinese. Io vorrei parlare di Quagliarella. Tutti si aspettavano molto da lui, visto il campionato che ha fatto l'anno scorso a Genova, si aspettavano molto anche qua, doveva essere il campionato della conferma per lui. Per adesso, a parte il gol che ha fatto domenica scorsa, non ha ancora convinto molto. Secondo te come mai? Ma, la questione del modulo potrebbe spiegare molte cose. Lui lo scorso anno giocava in una posizione che lo obbligava a meno fatica rispetto a quella in cui gioca nella squadra di Marino, per cui probabilmente in questo modo si trova molto meno lucido quando è a tu per tu col portiere. Va anche detto però che il lavoro che lui fa è un lavoro oscuro, un lavoro molto poco redditizio per lui, ma molto per la squadra, perché rientra, parte da dietro, si porta via l'uomo. Insomma, se noi analizziamo le sue partite dal punto di vista delle realizzazioni, dobbiamo parlare di partite insufficienti, ma se invece calcoliamo quanto conta nell'economia della squadra, credo che sia molto importante. Chiaro che poi per lui è una questione anche psicologica, suppongo, poi bisognerebbe insomma capire, entrare anche nella sua testa, soprattutto perché, sai, è l'anno il secondo anno è sempre più difficile, no? È come il secondo disco per un gruppo esordiente, il primo disco va benissimo, il secondo sono tutti lì pronti a stroncarti. E per lui credo che sia così. Io ho notato insomma, dei commenti a vario tipo sui media nazionali in cui sembra quasi che se la ridano, insomma, cioè, c'è questo tentativo di riderci sopra dicendo beh, ve lo siete voluti riprendere, visto. È come se l'aspettassero, però penso che insomma, prima o poi si renderanno conto che non c'è un vero Quagliarella, un Quagliarella non vero, c'è un giocatore che fa il suo, che fare il suo vuol dire magari segnare 12-13 gol come lo scorso anno, facendone alcuni strepitosi, ma vuol dire anche servire completamente al resto della squadra e permettere ad altri giocatori di realizzare. Come dice lui, sacrificarsi per la squadra. Esatto, poi insomma, il credo di Marino è quello. Dubito che in una squadra allenata da Marino si veda un giocatore fare 27-28 gol,
perché non fa parte dei suoi schemi, cioè non ci saranno i 200 cross per la testa di Birov, ci sarà tutt'altro, insomma, magari segneranno anche centrocampisti, difensori. Abbiamo visto segnare Zapata, credo che insomma, possiamo essere contenti. Ecco, parlando di Quagliarella, chiaramente iniziamo anche ad addentrarci nel tema del giorno, che è che cosa significa essere tifosi dell'Udinese, che cosa significa essere giocatori dell'Udinese per i tifosi. Quagliarella è stato un po' l'acquisto dell'estate, il colpaccio dell'estate, e sulle pagine dei giornali subito a scatenarsi, a credere che l'Udinese l'avrebbe rivenduto di qua, di là, che era solo una manovra economica. Poi la società ha zittito tutti nella maniera migliore. Ecco, un tifoso di Udinese Blog, un utente, ci chiede: l'Udinese è la squadra simbolo del Nord-Est, che raccoglie molte simpatie anche oltre confine, ed è vero, perché si vedono bandiere olandesi, bandiere americane allo stadio, e sono tutti tifosi che ci raccontano, vengono apposta a vedere l'Udinese. Perché se ne parla sempre così poco di Udinese a livello nazionale, secondo te? Beh, ma non è solo di Udinese che si parla poco, cioè, ormai purtroppo l'andazzo è quello, ci sono 3 squadre, occasionalmente ce n'è una quarta che viene scelta a estrazione ogni anno, no, a parte la battuta, non a estrazione, ma insomma le famose 7 sorelle sono diventate 3, l'abbiamo visto lo scorso anno quando una di queste si trovava in un'altra categoria, eppure riusciva ad avere spazi pari se non superiori a quelli di squadre che si trovavano nelle prime posizioni della Serie A. Si sa che ormai il calcio non è fatto solamente dei 90 minuti allo stadio, ma c'è tutto un complesso di cose attorno che fanno parte del marketing piuttosto che della vendita di diritti. Insomma, è certo che Inter, Milan e Juventus contano molto di più di qualsiasi altra squadra. Contano di più, ma non per i risultati, perché il loro potere economico è superiore e questo porta tutti gli altri a doversi un po' accontentare delle briciole. Io credo che l'Udinese però in questi anni, forse a partire da quest'anno, cioè una volta metabolizzato anche la famosa Sbornia Champions, che è durata per 2 anni come una di quelle ubriacature bruttissime da cui ti risvegli e neppure il caffè nero riesce a salvarti, credo che l'Udinese da quest'anno può dimostrare che insomma, non serve avere attorno tanta pubblicità, anzi forse quella può essere qualche volta dannosa, meglio proseguire per la propria strada e magari sorprendere quelli che si aspettano che a vincere siano sempre gli stessi. Infatti, perché a livello nazionale poi la domanda che gira è quella, non è più chi vincerà il campionato, perché devono vincerlo quelle 3, Inter, Juve o Milan, no? Una volta vinceva la Sampdoria, c'è stato l'anno che ha vinto il Verona, adesso guai se una di quelle 3 non è in testa alla classifica, per cui tutta l'attenzione è rivolta a questo fatto, come mai, e per forza di cose le squadre che magari fanno bene come Udinese, come può essere l'Empoli l'anno scorso, che vengono un po' lasciate in disparte. Sì, c'è anche di peggio, perché poi queste squadre molto spesso fanno una brutta fine. Noi facciamo le corna, siamo al 13° campionato consecutivo in Serie A ed è un record per una squadra di provincia. Però il Verona ha vinto lo scudetto, l'ultimo anno del sorteggio integrale degli arbitri, ricordiamolo sempre, e poi insomma, è finito a arrabattarsi nelle serie inferiori. Ricordiamo il Chievo dei Miracoli di 4-5 anni fa, che alla fine se n'è andato in B anche lui. Lo stesso Empoli che l'anno scorso sembrava una squadra veramente di ottimo livello, capace di sorprendere, di arrivare in una posizione incredibile, quest'anno sta facendo veramente molta fatica. Quindi alla fine sì, le squadre sono sempre quelle perché si vuole creare un grande fumo attorno alle stesse e concedere raramente diciamo di apparecchiare un posto in più al tavolo dei potenti, ma sempre ricordando che, attenzione, perché puoi finire nel tavolino piccolo. Per oggi è tutto, ringraziamo ancora una volta i telespettatori, vi diamo appuntamento alla settimana prossima e naturalmente sul web on demand. Ringraziamo naturalmente Andrea per essere venuto ospite da noi. Grazie Monica. Saluto tutti. E arrivederci, appuntamento alla prossima settimana.